Ok. Vi chiedo la cortesia di tenere i microfoni spenti per la durata del webinar. La struttura sarà di 2 ore circa, 1 ora e mezza di interventi, l'idea è questa, 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza, e il resto del tempo lasciato alle domande. Per quanto riguarda le domande, vi chiedo la cortesia di scrivere in chat la prenotazione per la domanda. Io terrò una lista di priorità, diciamo, e darò la parola a chi volesse intervenire per fare delle domande. Allora, era un po' che volevamo fare una piccola formazione sui set e i protocolli anti-Covid. Abbiamo un po' rimandato, anche perché insomma sono protocolli che sono relativamente nuovi nelle loro applicazioni, che non tutti ancora nel mondo della produzione hanno applicato. E quest'idea di fare questo incontro molto snello, come vedete, che però riteniamo possa essere utile, viene poi da un incontro con l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali, qui rappresentato da Fara Polato, che saluto, a cui darò la parola tra poco, e da Giulia Lavarone, che è nel CDA della Film Commission, e con la società Impact, che nasce in qualche modo in seno all'Università di Padova, qui rappresentata da Silvia Ferretto, che è una società che fornisce servizi proprio alla progettazione, diciamo, della gestione dei protocolli anti-Covid. Quindi insomma il pretesto, l'ultimo, come dire, l'ultima spinta anzi a costruire questo incontro è nato proprio da questo dialogo con questa società. Allora, passo rapidamente alla presentazione dei nostri intervenenti, che sono Filippo Dalla Villa in rappresentanza di CNA audiovisivi, e Federico Massa, referente per il nord-est di AGC, 2 associazioni di categoria del comparto audiovisivo, firmatarie del protocollo anti-Covid assieme ad ANICA, PT e altre associazioni di categoria, protocollo che è quello, diciamo, vigente in Italia. Come sapete, ogni paese ha un proprio protocollo firmato in generale dalle rappresentanze sindacali di categoria e così via. A loro chiedo un'introduzione, diciamo così, istituzionale, chiederò se ci sono delle novità, se ci sono delle criticità che ritengono di voler sollevare, istanze legate appunto all'applicazione del protocollo anti-Covid. Successivamente Nicola Rosada, produttore di 360 Degrees, conosciuto ai più, produttore veneziano di grande esperienza, che è sia protagonista e sia qui testimone di una case history che io ritengo molto interessante, soprattutto per la portata, per le dimensioni del set che ha gestito, con protocolli che ci spiegherà come sono stati declinati. Infine Silvia Ferretto, amministratore delegato di Impact, che ci racconterà in che cosa consiste il suo progetto, questa società nata da poco, e quali sono i servizi che offre, ed Emanuele Armocida, consulente medico che ha già esperienza come Covid manager. Ribadisco il saluto ai membri del Consiglio di amministrazione della Film Commission e al Presidente, che sono qui intervenuti, qui presenti, e passerei subito la parola a Sara Polato dell'Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali. Grazie Jacopo, anche a me tocca in qualche modo un compito istituzionale, ma innanzitutto voglio proprio ringraziare la Veneto Film Commission per l'invito e la condivisione di questa iniziativa. Porto i saluti, come ha appena detto Jacopo, del Dipartimento dei Beni Culturali, all'interno del quale negli ultimi anni si è consolidata una linea di ricerca che guarda proprio agli aspetti produttivi e economici della filiera audiovisiva.
all'interno della quale, oltre agli studi, sono consolidate anche molte interlocuzioni. Molti dei presenti, infatti, sono stati partecipi di questo dialogo che l'Università ha aperto e che individua una nuova linea operativa dell'Università stessa. Porto anche i saluti della Fondazione Piazzola Futuro, che sostiene l'iniziativa di oggi. Nella fondazione è presente come tra i soci anche l'università, e la fondazione rappresenta un ulteriore segno di quell'attenzione dell'università verso il territorio e l'operatività. Il ringraziamento alla Veneto Film Commission si inserisce anche in un'altra prospettiva, cioè la prospettiva di una continuità che sicuramente si iscrive in una tradizione dell'Università di Padova. I dialoghi con il mondo dell'audiovisione e del cinema hanno sempre caratterizzato l'attività delle cattedre storiche, diciamo, dell'Università di Padova, ma se in una prima fase guardavano più ad alcune professionalità come quella della regia, come quella del direttore di fotografia o altre, certamente negli ultimi tempi invece, come dicevo prima, si è andata intensificando verso tutti gli aspetti della filiera. Alcune pubblicazioni come Veneto 2000 credo siano testimonianza di questo, così come lo è la figura di Giulia Lavarone, come diceva prima Jacopo. Questo rapporto l'università, lo sapete, oggi lo agisce, si può dire, attraverso varie forme, dagli stage che fanno parte della rimodulazione dell'assetto universitario rispetto a quello che le persone della mia età hanno conosciuto nella loro formazione, ma anche l'apertura di laboratori o di insegnamenti tenuti da professionisti. Non ultimo vorrei ricordare un'esperienza recente che ha visto l'università impegnata nella professione, nella formazione e nella professionalità, come è stata l'esperienza del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati, esperienza e avventura direi promossa da Marina, che ho visto prima tra i partecipanti, Zan Girolami, e condotta da me insieme a Marina per l'appunto. Il Master, ci tengo a sottolinearlo, oltre che esperienza di formazione professionale, è stato anche, credo, una piattaforma di incontro con le realtà del territorio chiamate a partecipare appunto a questa avventura. Cito solo Federico tra gli altri. E noi appunto con questa presenza confermiamo il nostro interesse e confermiamo anche la nostra necessità di far parte di una rete come università. Del resto l'università oggi condivide molte delle difficoltà e delle sfide che le imprese creative condividono: mancanza di finanziamenti, a volte mancanza di interlocuzione, a volte mancanza di strategie definite, efficaci, oggi tanto più minate dal contesto pandemico. A fronte di questo scenario che ho appena indicato, che condividiamo e che sembra insomma avere una componente fosca, devo dire che però la dimensione dell'interlocuzione sicuramente negli ultimi tempi ha aperto un orizzonte di prospettiva nella quale crediamo e siamo qua per questo. Non voglio togliere tempo agli interventi, quindi torno a ringraziare la Veneto Film Commission, saluto tutte e tutti i partecipanti e, come anticipato da Giulia, resterò qui fino a quando possibile, ma alle 11 siamo di commissioni di laurea. Chi mi conosce sa che non è mia abitudine, come dire, partecipare parzialmente a una conversazione. Grazie e buon lavoro. Grazie Fara, mi spiace, abbiamo trovato questo giorno a incastro Sì. con un po' di intervenenti. La priorità era sicuramente dei partecipanti. Come dicevo Jacopo, grazie davvero, non è una formula di rito, crediamo davvero che l'orizzonte del nostro, del Veneto, nel contesto italiano, sia quello della sinergia. Grazie Fara. Ringrazio anche Piazzola Futuro che ho scordato di citare. In teoria avremmo voluto farlo fisicamente a Piazzola sul Brenta, per cui nei nostri sogni più proibiti quando abbiamo iniziato a parlarne, però eccoci qua. Allora, passo subito la parola a Filippo Dalla Villa, presidente CNA Comunicazione Terziario Avanzato Nazionale. Prego. Sentite? Ok.
Ok, tanto grazie anche da parte mia a Veneto Film Commission per questo invito. Due parole veloci su chi sono e cosa faccio. Allora, perché, come dire, CNA Comunicazione Terziario Avanzato non è altro che un'unione di imprese che non è propriamente il cinema, ma siamo stati, come dire, come unione, una delle realtà fautrici, soprattutto in Veneto, per quanto riguarda il dialogo all'interno del mondo CNA per quanto riguarda il cinema. Perché abbiamo approcciato il mondo del cinema dal punto di vista della direzione di fotografia, facendo un paio di iniziative su questi temi. Non mi occupo prettamente di cinema, mi occupo di comunicazione visiva, anche se a volte per i clienti realizziamo progetti audiovisivi. Non sono produzioni di alto budget o di alto profilo, sono comunque produzioni locali per progetti locali. Cos'è CNA e cos'è CNA Cinema Audiovisivo? CNA è, per chi non lo conoscesse, è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, che associa principalmente imprese dei settori storici, ma ovviamente da circa una decina d'anni sta associando anche tutta una serie di realtà che spaziano anche in settori differenti. L'esperienza cinema è relativamente recente, è nata per quanto riguarda la prospettiva nazionale da CNA Roma, che aveva in blocco una buona fetta di associati, e via via sul territorio nazionale si sono aperti come dire, dei poli. Il secondo come impostazione strutturata è stata la Toscana, Emilia Romagna, e abbiamo aperto Liguria, insomma un po' alla volta tutto il territorio. Il Veneto attualmente sta procedendo, e entro il nuovo congresso, che sarà l'anno prossimo, verrà istituita CNA Cinema Audiovisivo in maniera stabile. Cinema audiovisivo raggruppa non solo i professionisti, ma le nostre strutture interne, quindi il personale CNA è anche preparato per far fronte a tutto quello che sono le dinamiche di supporto all'impresa per quanto riguarda non solo l'aspetto fiscale, ma anche quello di gestione. Non a caso, insomma, sulla partita Covid, poi lo vedremo, proprio da CNA, assieme ad altre sigle sindacali, sono state fatte, insomma, non solo come dire l'accordo sul protocollo, ma anche uno secondo step che poi vi racconto. Io entrerei, dopo questo piccolo cappello, entrerei nel un breve passaggio su quello che è la filiera trasversale di cinema audiovisivo, che mi preme, insomma, farlo come cappello, perché se da una parte ci sono gli associati specifici del mondo cinema, una come dire, delle idee che poi in realtà si sta sviluppando è quella di provare a farne di un raggruppamento di interesse, che è così come viene codificato all'interno del nostro sistema associativo, una filiera trasversale. Perché? Perché crediamo che soprattutto in territori, penso a quello che prima stavamo così parlando, cioè il territorio piccolo come può essere Monselice e Montegrotto, col collega che interverrà dopo, c'è la necessità di avere non solo il mondo del cinema e dell'audiovisivo, ma anche tutto quello che è il supporto, quindi l'artigiano del comparto moda, che si presta al mondo del cinema per quanto riguarda calzature, abbigliamento e altro, ma anche l'artigiano della gioielleria, penso ai colleghi di Vicenza che sono specializzati in questo, e via via a altre figure. Quindi nel nostro ragionamento non c'è solo la volontà di supportare e di far rete all'interno del mondo cinema con chi è prettamente del cinema, ma anche chi come dire, è in filiera.
e questo serve soprattutto a poter dare dalle piccole produzioni, ma anche le grandi produzioni, non solo nostrane, un supporto completo, tutto tondo, per quello che può essere il progetto in corso. Entro nel vivo. Quali sono le azioni promosse da CNA? Fondamentalmente sono due, e sono praticamente il protocollo che è stato siglato, e l'altro è l'addendum, che è in realtà un percorso parallelo al protocollo, nello specifico una proposta che è stata studiata per le produzioni low budget. Per quanto riguarda il protocollo, col suo servizio sindacale CNA ha fatto numerose pressioni affinché fossero coinvolti i vari ministeri, cioè quello della salute e quello del lavoro, e delle politiche sociali, oltre che all'INAIL. Il protocollo non è, come dire, una lettura di quello che il governo o le parti sociali, come dire, il 24 di aprile hanno impostato, ma come ragionamento è un protocollo in deroga a quello, perché deve, come dire, doveva tutelare maggiormente le imprese, e CNA ha fatto queste pressioni affinché fossero tradotte positivamente e che venisse validato, e che i soggetti, come dire, fossero parti attive del protocollo stesso. Perché praticamente con il protocollo precedente, cioè quello sulla regolamentazione delle misure di contrasto, si rischiava poi di ingessare tutto. Per quanto riguarda invece l'addendum, si è reso necessario per quelle che erano le opere cinematografiche audiovisive cosiddette difficili, dove di solito le imprese associate CNA sono, come dire, coinvolte, quindi cortometraggi, documentari, e l'addendum ha, come dire, portato delle semplificazioni di procedura, e inoltre viene coinvolto il sistema della bilateralità proprio di tutte le associazioni artigiane, quindi non solo CNA, ma anche ovviamente Confartigianato, Casa Artigiani, e le altre sigle, il CLAI, SIC, CGL, FISTEL, CISL e WIL. Quindi questo è che poi sono quelle che hanno sottoscritto questo addendum. Quindi l'addendum è fatto per aiutare i piccoli produttori che non dispongono quindi delle grandi capacità di gestire i protocolli complessi, e quindi anche qui l'azione sindacale si è tradotta in un risultato importante, ovviamente, ripeto, CNA con i colleghi delle altre associazioni, perché giustamente queste attività o si fanno in massa critica, altrimenti diventa difficile che vengano poi tradotte. Cosa si intende spesso con la parola coinvolgimento del sistema bilateralità? Ovvero che praticamente le imprese che aderiscono o conferiscono alle associazioni sindacali potranno avvalersi dei propri comitati territoriali composti dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, affinché, e poi ovviamente col coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori, affinché si possa creare, come dire, un supporto, quindi non solo come dire, sulla carta, ma proprio tradotto sul locale. Io, come dire, a livello di cappello introduttivo su questi due parametri, è questo quello che posso dirvi. So che
Jacopo prima l'aveva già anticipato, ma in realtà anche nei giorni scorsi me l'aveva chiesto se c'è qualcosa che bolle in pentola. La risposta è no, perché come dire, nessuna delle parti coinvolte ha espresso l'esigenza di modificare il protocollo e quindi viene applicato attualmente da tutti, da quello che sono, come dire, i nostri parametri di riscontro. C'è la volontà di modificarlo? Attualmente no, nel senso che provo a dare delle domande e risposte per provare a supportare quello che possono essere i dubbi che chi ci sta ascoltando, come dire, può avere. Quindi sostanzialmente vi posso dire che da quello che è stato un riscontro ad oggi, i set cinematografici tutto sommato si sono mossi in maniera corretta, applicando quindi il protocollo e quindi di fatto focolai nati sul set a noi non risultano. Cosa vi posso dire? Si sta lavorando ad un protocollo molto simile anche per il sottosettore dei doppiatori e in ogni caso la battuta con cui voglio lasciarvi è che se ci fosse dell'altro sarebbe come ammettere che il protocollo non va bene. Grazie. Grazie Filippo. Era proprio la domanda che avevo voluto fare a te e a Federico, quella finale, cioè che riscontri avete, che feedback avete avuto sull'applicazione di questi protocolli. Domanda che poi giro a Federico, se vuoi rispondere adesso o in chiusura del tuo intervento. Ti lascio la parola, prego, Federico Massa. Io parto dicendo che qua vi parlo dall'inferno della prima linea, perché oggettivamente è un disastro. Poi magari Rosada darà altri aspetti, però produttivamente è veramente estremamente complicato applicare il protocollo. E lo dico perché noi stiamo seguendo un film che verrà fatto in Trentino e abbiamo dovuto rinviare il set per le complicanze, anche probabilmente sicuramente per l'inesperienza, nel senso che si è unito, diciamo, un primo film a una situazione così complessa. E devo dire che sicuramente tutelante, ma rende davvero difficile poter organizzare un set, perché rispetto alla normalità delle situazioni di prima bisogna assolutamente valutare tantissime variabili che rendono molto più complicata l'organizzazione del personale. E quindi c'è sicuramente, funziona, perché credo anch'io ci sono stati tantissimi casi, anche se sicuramente qualche caso c'è stato di Covid nel set. Da quel che so sono stati comunque situazioni che sono state superate direi brillantemente. E ovviamente non possiamo non considerare da produttori che ha un peso economico non indifferente questa situazione, perché se no ci stiamo raccontando un mondo che è sulla carta ma che poi forse ha poco riscontro con la realtà delle cose. Io sto guardando l'altro monitor, mi ero fatto degli appunti, sono riuscito a fare 3 pagine di appunti sulle attività che abbiamo fatto per il Covid, tanto per cominciare e sono una riga per attività, tanto per cominciare a capire quanto può impattare poi nel lavoro quotidiano di organizzare un set, la situazione che c'è oggi. Tenete conto che poi ovviamente noi, a parte la situazione del Covid in sé, quindi il protocollo, noi tra l'altro la produzione della società di Torino che si chiama Steffilm, che credo tu conosca molto bene, quindi abbiamo questa particolarità che pur essendo un film piccolo sotto il 1,5 milioni di euro abbiamo cercato di applicare il protocollo il più tutelante possibile, quindi le conseguenze sono state davvero pesanti. E al momento abbiamo fatto solo la parte di preparazione, diciamo, la stiamo concludendo, e tutto sommato questa, vi devo dire, è stata abbastanza agevole, nel senso che abbiamo lì sì applicato un protocollo un pochino più leggero, cioè nel senso effettivamente non tutte le attività, riferendosi a quel protocollo semplificato di cui
si parlava prima, e quindi diciamo con quei classici strumenti, quindi il distanziamento, le mascherine, il gel, i guanti, i casting fatti facendo aspettare le persone distanziate fuori, scaglionate per ore. Però ovviamente pensate anche a una piccola cosa, organizzare un casting così vuol dire aver previsto ogni persona ogni 20 minuti per non fare assembramenti fuori, perché poi sapete finisce come alle poste, no? Che dentro sono in 3 e fuori in 50 che aspettano tutti ammassati. Quindi poi, essendo responsabili comunque, diventa come dire, una questione anche di organizzazione quell'aspetto lì, quindi anche solo questo ha previsto gestire 200 persone del casting, spalmarle in maniera scientifica e quindi magari aumentare anche di un giorno in più la nostra permanenza per fare il casting, dover gestire tutte le richieste di quelli che variavano l'orario perché c'era un imprevisto, quindi in una situazione in realtà così semplice poi si sono innescate una serie di ulteriori attività che hanno, diciamo, reso sicuramente il lavoro, se non altro in termini di tempo, più impegnativo. In più, nella nostra situazione si è anche aggiunto l'inverno più rigido degli ultimi 30 anni, quindi il film è girato in montagna, quindi c'è stata pure 2 metri di neve. Anche qui tenere le persone distanziate, farle mangiare in mezzo a un bosco in sicurezza, non potendo tenerle congelate come dei ghiacciolini tutta la giornata, non è una cosa così semplice. Vuol dire portare delle tende, riscaldare le tende, ma voleva dire invece che avere una tenda o 2 tende, averne 8, voleva dire portare la gente, invece che con 2 macchine bisogna usarne 10, e non sapevamo dove mettere le macchine, perché poi in mezzo a un bosco non è che c'è un parcheggio come quello dell'Ikea, e quindi insomma se posso portare un'esperienza per quanto difficile, vi devo dire che sicuramente per voler fare le cose fatte bene ci vuole molto impegno, ecco. Quindi il lavoro di produzione sicuramente è aumentato in maniera considerevole per le società, e anche i costi. Adesso non so se voi lo sappiate, vi do magari qualche costo che a qualcuno potrebbe essere utile, ma tipo noi siamo obbligati a sanificare le location, dobbiamo farlo prima di entrare, dobbiamo poi tenerle areate, tenere una persona ogni 4 metri quadrati se è arredato oppure no. Quindi anche lì valutare quante comparse possono stare dentro, quante persone della troupe possono entrare lì, pensare, quindi variare poi la sceneggiatura in base a questo, ricambiare il piano di lavorazione perché le comparse sono aumentate, diminuite. E per farvi un'idea, noi hanno chiesto 150 euro per 100 metri quadrati di sanificazione. Quando si fa una sanificazione c'è un altro problema, che alcune vengono fatte ma non si può subito accedere ai locali, altre vengono fatte con materiali che in realtà consentono dopo un quarto d'ora di prodotti, cioè di entrare nella location, quindi comunque il produttore deve valutare anche questi aspetti. Un altro aspetto pragmatico, noi siamo in un piccolo paese che si chiama Cembra, quindi non siamo distanti dal mondo, diciamo, più strutturato. Per fare i tamponi c'è un unico medico in paese, al momento abbiamo contattato lui, può fare al massimo 10 tamponi all'ora. Quindi immaginate cosa vuol dire fare una giornata con 50 comparse, vuol dire 5 ore di lavoro per fare i tamponi. Cioè cose che scritte sulla carta sembrano, vabbè sì, facciamo i tamponi, poi per noi vuol dire prendere 5 medici per stare in un'ora, oppure per dire alle comparse che le prime vengano 5 ore prima sul set. Cioè soluzioni intermedie non è che ce ne siano tante, ecco. Se volete possiamo andare avanti in questa situazione così per altri aspetti, ecco. Quindi mi viene da dire che probabilmente, poi io non ho, magari Rosalba sicuramente saprà come vengono gestite le grosse produzioni, forse tutto sommato è meno impattante, o lo è, però come dire, in qualche modo all'interno della quantità di produzione, di importanza, di volume di attività, forse, ma non mi fermo qui, ha un impatto non così importante, però la piccola produzione rischia davvero di bloccarla, perché poi, come dire, è un'escalation di problematiche in cui comunque poi bisogna sempre ritornare allo script, parlare col regista, fare delle modifiche anche a quell'aspetto lì,
ritornare a rifare il piano di lavorazione. Quindi è un aggiustamento che è continuo, che è giusto farlo perché ovviamente il produttore è responsabile della salute delle persone che sono lì, quindi è assolutamente un aspetto fondamentale, ma è un aspetto che per le piccole produzioni credo che sia davvero complicato da poter gestire. Insomma, se fatto in maniera, come dire, noi abbiamo cercato di farlo anche seguendo il protocollo, ripeto, più stringente, ma per sicurezza e per tranquillità di tutti. Ecco, questo in grandissima sintesi, senza andare per nello specifico di tutti i punti che mi ero segnato, però sono alcuni dei problemi e degli aspetti che quando si affronta una produzione al giorno d'oggi impattano di sicuro in maniera importante. Grazie Federico per il tuo intervento, sentiti libero di integrare e aggiungere anche successivamente altre considerazioni. Allora, passerei la parola a Nicola Rosada. Allora, Nicola, ci sei? Certo, Eccolo ci qui. sono. Grazie di essere intervenuto. Allora, io non ho anticipato qual era il set che hai seguito, poi, insomma, raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, grazie. Intanto, Federico, capisco benissimo le tue parole, capisco che per una piccola produzione i costi siano esorbitanti e le difficoltà siano enormi. Metto giù un altro piccolo costo: un test molecolare costa minimo 60 euro. Si arrivano in altre regioni, tipo Regione Lazio, non lo trovi per meno di 85 euro un test molecolare. Moltiplicato per i numeri di test che si debbono fare, si capisce che le difficoltà economiche possono essere enormi. Io mi sono trovato subito dopo, quasi subito dopo la fine del primo lockdown, a essere contattato da Paramount per fare alcuni giorni di riprese a Roma di una serie che va su Amazon Prime che si chiama Jack Ryan. Era l'inizio della stagione 3 e sono stato catapultato in questo mondo di protocolli americani per la gestione dei set, protocolli pensati all'inizio per i set in casa e poi però portati nei set di tutto il mondo dove sono. E sono dei protocolli incredibilmente più stringenti di quello che erano state le linee guida dell'ANICA per i protocolli in Italia. Quindi intanto si parte il set viene diviso in 3 aree, area A, B e C, dove solamente nell'area A le persone possono pensare al momento del chuck di stare senza la mascherina. Questo fa sì che tutte le persone nella zona A, quindi attori, figurazioni e tecnici che stanno vicino al regista e alla macchina da presa, devono fare 3 tamponi alla settimana, 3 tamponi molecolari, si parla sempre di tamponi molecolari. Le zone B e C, la zona B è una zona di set, la zona C invece comprende anche tutto il personale negli uffici, un tampone molecolare a settimana. In più, come ha detto Federico, ci sono dei distanziamenti obbligatori da mantenere che fa sì che scene con moltissime comparse siano estremamente complicate, perché non solo si deve avere un'area di set molto molto grande, ma si deve anche avere dei posti dove far stare le comparse, dove cambiarle, dove fare i costumi enormi. Tutto ciò ha comportato un impegno per trovare aree vicine al set che venissero fruite poi dalla produzione enormi e bisogna dire che è stato abbastanza complesso. Vorrei fare un passo indietro e dire una cosa. L'importanza di questi protocolli, che siano il protocollo ANICA, che sia un protocollo americano, viene dato dalle persone stesse, perché se
un protocollo viene applicato in maniera precisa, i risultati si vedono. E c'è un chiaro esempio che c'è stato in Italia sempre tra novembre e dicembre, una grossa produzione americana con una troupe prevalentemente dall'Inghilterra, dove non sono stati seguiti così alla lettera i protocolli che dovevano essere applicati, e ci sono stati vari problemi con interruzione delle riprese. E per mia esperienza, se il protocollo, anche il protocollo ANICA, devo dire, o un protocollo più stringente, se vengono seguiti con impegno, i risultati si vedono. Ovviamente le mascherine, tutti i prodotti PPE da usare sul set, tutte queste cose sicuramente aiutano in maniera incredibile il non proliferare del virus. Altre cose che applicavamo nei nostri set: non si poteva più avere per esempio la colazione. Noi abbiamo completamente escluso qualsiasi tipo di colazione, e il cibo poteva arrivare solo in box preconfezionati da un laboratorio che aveva subito da parte dei controllori health and safety americani. Erano andati a controllarlo per vedere che tutto venisse regolarmente preparato e regolarmente messo nei box. Tutto ciò ovviamente comporta dei costi altissimi per tutti i differenti aspetti della produzione. Rispetto a quello che ha detto prima Federico, l'impatto può arrivare anche al 20% di una produzione, il che fa sì che per una mega produzione hollywoodiana sia sopportabile, ma per un film italiano di medio o piccolo budget sia difficilmente sopportabile, e che ciò provoca dei tagli che andrebbero invece dal punto di vista artistico. E ovviamente, come ha detto Federico, sanificazione delle location prima e dopo, sanificazione degli uffici ogni giorno avevamo, e sempre, ormai ti prendo sempre ad esempio, Federico, quello che hai detto sul discorso di quanti test fare al giorno. Ad ottobre noi stavamo lavorando a Roma, e solo 2 laboratori a Roma erano autorizzati a fare i test molecolari, che erano Biocampus e Gemelli a Casa. Solo più tardi, con un ricorso al TAR di un altro laboratorio, si è un po' aperta la situazione, quindi non si riusciva ad avere il risultato dei tamponi molecolari prima di 4-5 giorni, il che portava tutta la macchina a essere sempre in ritardo. Allora un mio collaboratore ha avuto un colpo di genio, e siamo andati a prenderci un piccolo laboratorio autorizzato in Umbria, e avevamo un servizio specializzato di trasporto medico, quindi varie stazioni sul set di infermieri che facevano i tamponi. Contate che eravamo circa 300 persone ogni giorno sul set, esclusivamente di troupe, quindi era un ciclo di tamponi continuo, perché tra zona A, zona B e zona C era tutto un continuo di tamponi. Avevamo dai 2 ai 4 postazioni di infermieri che ogni giorno facevano i tamponi sul set, che poi venivano immediatamente spediti al laboratorio in Umbria, che ce li processava tra le 10 e le 12 ore. Quindi normalmente io alle 3, alle 4 di mattina venivo svegliato con le notizie degli eventuali positivi, e devo dire che non è un bel vivere. Non è veramente un bel vivere, perché poi si innesca il meccanismo non solo del positivo, ma dei contatti stretti. Quindi tutte le persone che erano state a contatto con questa persona dovevano essere messe in isolamento. Faccio un esempio semplicissimo: una nostra costumista, dopo aver fatto il test, si era seduta ad un bar con alcuni altri della troupe, lei era risultata positiva, abbiamo dovuto isolare tutti.
E la bolla perfetta non esiste, perché la bolla perfetta in queste produzioni, anche nelle più grandi e con più possibilità finanziarie, la bolla perfetta non esiste. E quindi i problemi, finché non risolviamo questa pandemia con il vaccino, con tutto quello che è, per i set saranno sempre enormi. Resta, dall'altro punto di vista, una grande fortuna, che è quella che il nostro settore ha potuto ricominciare a lavorare quasi immediatamente, che pur nelle grandissime difficoltà è una fortuna enorme se si guardano poi ad altri settori, i teatri, gli eventi, i concerti, che sono bene o male legati anche al nostro mondo, perché molti tecnici, specialmente in Veneto, lavorano spesso per vari settori di questo ambito, e devo dire che la nostra è stata una grandissima fortuna. Ritornando al caso di Jack Ryan, gli americani mi hanno insegnato il rigore più assoluto. Loro addirittura nelle Zoom call da soli mantenevano la mascherina. E non è mai successo, riunioni ovviamente, anche se eravamo tutti in uno stesso albergo a Roma, non facevamo mai riunioni con più di 4-6 persone distanziate, se no tutto era via Zoom. E devo dire che però questo loro incredibile rigore ha portato al fatto che siamo riusciti a portare a termine la produzione con pochissimi casi di Covid, tutti abbastanza isolati, nessun caso grave e nessuna perdita di tempo su quello che era il nostro piano di lavoro. Avevamo, e siamo stati i primi in Italia a farlo, abbiamo creato un team dove c'era un Covid manager e dove c'erano degli assistenti di produzione che si occupavano solo del Covid, e c'era una squadra che si occupava solo delle facilities per il Covid. E le facilities vuol dire alla mattina arrivavano presto, mettevano già le tende sul set in entrata per la registrazione di ogni singolo membro della crew che entrava, che faceva il test e tutto quanto. Quindi un team esclusivamente dedicato alla pratica Covid. Capisco, e lo dico, che queste siano cose difficilmente applicabili alla maggior parte delle produzioni alla maggior parte delle produzioni italiane. Io ho visto, ricordo che a novembre l'ANICA aveva fatto uscire una nota dove chiedeva di intensificare anche i protocolli rispetto a quello che era il protocollo firmato dalle associazioni di categoria e dai sindacati, proprio perché a ottobre c'è stata questa nuova recrudescenza del virus che ha fatto sì che molti set si siano fermati. Sono dei costi enormi che spesso non riescono a essere supportati dalla produzione. Vorrei dire, e poi chiudo perché mi sono dilungato molto, che c'è stato anche dei piccoli problemi con l'INAIL, perché l'INAIL aveva dato mandato che per Covid veniva preso come un infortunio sul lavoro. Invece, dopo, quando abbiamo fatto le prime domande, ha presentato le prime domande all'INAIL di lavoratori che avevano contratto il Covid, ciò non è stato. L'INAIL ha girato tutto all'INPS, dove non è più il datore di lavoro che si prende cura del lavoratore, ma è lo stesso lavoratore che deve fare la denuncia all'INPS per malattia. E questo ha creato un po' di problemi. Da quello che so, non è neanche stata ben chiarita questa problematica. Chiudo con un'ultimissima cosa. Tramite l'associazione nostra di categoria, che è l'Associazione Produttori Esecutivi Italiani, siamo costantemente in contatto con il Ministero della Cultura, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno, e a novembre era stato creato uno speciale, chiamiamolo lascia passare, per gli attori, i produttori e le truppe americane per entrare in Italia senza quarantena.
Ovviamente bisognava partire con un tampone molecolare negativo dal luogo di partenza, si era obbligati a fare immediatamente un altro tampone molecolare all'arrivo che doveva essere negativo, per poi avere una sorta di lasciapassare per andare dal luogo, albergo, appartamento, ufficio che fosse, al set e ritorno. E ha funzionato molto bene. Tutto questo esiste ancora per gli Stati Uniti, invece nel momento di Brexit è caduto completamente con l'Inghilterra, con l'UK, quindi al momento portare una troupe inglese in Italia è praticamente senza quarantena, è impossibile. E con questo chiudo, se dopo ci sono altre cose intervengo e vi ringrazio. Grazie mille Nicola, grazie per questa testimonianza. Sì, ci saranno senz'altro delle domande, credo, insomma. Io passerei adesso la parola a Silvia Ferretto di Impact, partendo anche come da una cosa che dicevi tu Nicola, dei costi, quanto impattano i costi sulla produzione, che è un po' la chiave, credo, del tipo di lavoro che fa Impact, no? L'idea di massimizzare, insomma, ottimizzare i costi sulla produzione per i protocolli anti-Covid. Prego Silvia. Buongiorno a tutti. Sì, come dice Nicola, la bolla perfetta non esiste e non può esistere in nessuna dei lavori, in nessuna delle attività produttive, in nessuna delle cose che stiamo vivendo. Quindi tutto ciò che viene normato va seguito come norma, ma stando ovviamente attenti a mantenere un filo conduttore che sia un filo operativo, che sia un filo strategico, che ci sia una possibilità di trovare riscontro e dei parametri che vadano di volta in volta bene. Come ogni fondamento di crisi, il margine deve essere dalla crisi trovare degli elementi di miglioramento. Quindi io parlo, non ho modificato il protocollo, va benissimo, e spiego un po' com'è nata questa idea di questo protocollo, tra virgolette, queste linee guida operative che poi ho sviluppato con Emanuele Ermocida e con la consulenza tecnica di Conte KQS che si occupa di ambiente, qualità e sicurezza anche di Covid nelle aziende, e è un bel po' di mesi che me lo sto studiando. Per quale motivo? Io sono a stretto contatto con l'ambiente medico-scientifico per una mia storia personale, perché sono in origine una ricercatrice di storia della medicina e un'organizzatrice di convegni internazionali medici su Venezia, tra cui mondiali, 1500 persone ancora negli anni in cui c'erano le sponsorizzazioni, e un lungo contatto sia di analisi e consulenza sia di vicissitudini con tutto l'ambiente, sia pubblico sia privato. Quindi sin dall'inizio del Covid ho avuto la fortuna di essere immessa nel gruppo di discussione dell'Italian Renaissance Team, perché sono in stretto collegamento col suo fondatore, che è un network di professionisti sanitari, ma anche di altre professioni legate comunque alla sanità e alla salute, tra cui appunto i vari ministeri, quelli che possono essere anche economisti, persone legate alla giurisprudenza, all'amministrazione relativa appunto a tutte le pratiche sanitarie in ambito pubblico e privato. Quindi ho fatto dei mesi di personale studio e analisi di tutta una serie di fattori. Ovviamente non ultimo la passione per il cinema, essendo io un'organizzatrice di congressi, sono stata una delle prime, come tutti voi, a preoccuparmi di cosa stesse accadendo. E tra l'altro nomino Fara, che deve essere, non so se sia ancora qui, se sia andata via, e il giorno stesso appena scritto che stava andando via. Ecco, il giorno stesso in cui hanno chiuso, il 25 di febbraio, l'Università di Padova ha deciso di chiudere tutte le attività formative e organizzative, a noi stavano arrivando dei partecipanti ad una residenza artistica che avevamo appena ottenuto con la SIAE e che abbiamo dovuto fare uno slittamento di un anno, e adesso abbiamo dovuto ridefinire completamente il progetto, perché anche la formazione e l'organizzazione di eventi, c'era l'escamotage che tu puoi organizzare formazione obbligatoria ma non puoi fare
fare convegni, è stato delirante sotto tutti i punti di vista. Quindi siccome Impact è uno spin-off universitario, si occupa di valorizzazione del territorio e di strategie di consulenza strategica dal punto di vista delle varie dinamiche, sia del patrimonio immateriale del territorio veneto, sia del patrimonio cosiddetto culturale e immateriale. È uno spin-off che è composto da moltissimi docenti soprattutto e appartenenti al mondo accademico, con cui ho condiviso la mia storia precedente o attuale anche di ricercatrice, per organizzare comunque tutta una chiave di strategie, di organizzazione e di marketing territoriale strategico per la valorizzazione del territorio. Una di queste anime è ovviamente l'anima composta appunto dalla Fara, che fa parte dei soci, ed è il comparto della valorizzazione del territorio dal punto di vista strategico dell'audiovisivo e cinematografico. Quindi appunto in questo caso la SIAE, questo progetto che abbiamo vinto, i classici servizi anche di organizzazione e di travel and accommodation, per le quali ho fatto il lavoro per una piccola produzione, una produzione internazionale abbastanza nei termini di low budget a ottobre, e per i quali poi ho presentato Emanuele Armocida, che è diventato il loro medico competente. Quindi abbiamo avuto modo anche di valutare nel concreto come poter pianificare le cose a monte, al che mi sono rivolta ulteriormente per collaborazione. Attualmente lavoro anche per la Conte KQS e sono 3 anni che collaboro con loro. Loro mi hanno dato tutta la parte diciamo tecnica di cosa può servire da un punto di vista normativo e tecnico, cosa può servire nelle aziende, come si lavora nelle aziende, perché se il costo è sempre del 20%, nessun posto di lavoro sarebbe potuto andare avanti. Allora ci siamo chiesti le differenze tra il mondo aziendale, ovviamente, e il mondo cinematografico. Un set cinematografico è un'azienda che si crea in un dato momento con persone molto specifiche, provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale. Sono persone non facilmente sostituibili, perché ogni set cinematografico, ogni produzione cerca esattamente quelle persone, quindi soprattutto gli attori, ma anche tutta una serie di figure di troupe tecnica non possono essere sostituiti se si ammalano. Non c'è un lavoro omogeneo, quindi c'è una difficile capacità di standardizzazione per il continuo cambiamento dei set, per l'arrivo delle comparse, per la fuoriuscita di alcuni attori, l'arrivo di altri. E c'è l'esigenza di capire anche la normativa dal punto di vista internazionale, e in questo caso mi sono avvalsa, è qui presente a sentire, la mia collega, oltre che migliore amica, Adriana Martin Garcia. Lei è di Tenerife, è una comunicatrice scientifica nonché traduttrice e interprete dal punto di vista linguistico e culturale, e sta seguendo con l'Università di Padova tutte le problematiche relative agli spostamenti anche da paesi extraeuropei e delle persone che vengono a studiare a Padova, quindi con tutte le difficoltà normative che l'Italia e il Veneto hanno rispetto ad una non conoscenza di quello che viene da fuori. Quindi abbiamo analizzato anche la possibilità di valutare queste cose. Il rischio di impresa per una produzione cinematografica allora diventa molto più elevata. Allora, l'idea è stata questa: l'adempimento, quello che poi normalmente succede, no? L'adempimento delle norme e la responsabilità su tutto ciò che riguarda non solo il Covid, ma tutto ciò che riguarda la filiera della salute e la sicurezza sul lavoro deve essere perfettamente a norma. Allora ci può essere la figura a monte di una delega totale, no? Il delegato d'appalto, di cui si sente parlare per tante caratteristiche, ma può esistere sia per il Covid sia per tutti gli adempimenti correlati, si assomma in sé tutte le responsabilità e le funzioni attribuite al datore di lavoro per la produzione, come per i grandi eventi, i grandissimi eventi. Conte KQS adesso sta seguendo il Safety and Security di Cortina 2021, quindi ovviamente
è tutto da sviluppare su un piano di analisi, pianificazione, ottimizzazione delle risorse iniziali, valutando un costo iniziale che prima non era mai stato valutato e che d'ora in poi dovrà essere contemplato, ma iniziale, in modo che in tutta la fase di preproduzione ci possa essere una consulenza a 360 gradi sulle scelte per essere a norma con tutto a livello burocratico e legale, ma ovviamente operativamente avere persone che hanno la conoscenza del territorio, il buon senso, le capacità, la capacità di analisi, la capacità di lettura delle norme, la capacità di adeguamento ai contesti, che poi permetta intanto di liberare la produzione di tutte queste problematiche, liberare e comunicare anche ai lavoratori, perché stiamo parlando, adesso è venuta fuori anche a livello internazionale, ci sono per le aziende le nuove linee guida della ISO PAS 45005, che non va a sostituirsi alla ISO 45001, ma va a dare delle linee guida che permettono di valutare come monitorare le diverse situazioni, come rassicurare i lavoratori, come farli sentire al sicuro, come non eccedere in quelle che possono essere le manifestazioni da panico, da Covid, perché abbiamo assistito a di tutto in quest'anno e che adesso, anche se sta diventando parte della nostra vita, l'intervento del pubblico, dello Stato, chiamiamolo Stato, non è che ci sta facilitando, stanno continuamente lasciandoci in questo clima di incertezza. Allora, se ci sono delle figure aggiuntive, no? A monte, che lo fanno per mestiere, non importa. Ovviamente ci si valuta qual è il costo reale e quali sono le possibilità reali e in base a quelli si riesce a pianificare, che sia una produzione di 1,5 milioni, che sia una produzione di 2,5 milioni, che siano grosse produzioni. Altra cosa è poi mettere insieme una produzione americana con quello che è il territorio, in questo caso Veneto. Se mi citavate, Cimbra c'è solo un medico, Nicola mi dice che appunto a Roma ci sono pochi laboratori che fanno il molecolare e i costi sono quelli. Avendo a monte anche una serie di collaborazioni, di conoscenza di tutti di grandi centri di laboratori, così come di medici singoli, cooperative di medici, c'è tutto un contesto che fortunatamente negli anni mi sono costruita, è una rete di persone, una rete di società, una rete di centri con cui via via si sviluppano delle strategie. Allora ho bisogno, secondo l'economia di scala, di 10.000 tamponi molecolari, lo si prende all'inizio, guarda che ho bisogno di tot tamponi molecolari, ma non mi puoi fare il costo come se io venissi a comprarti il singolo tampone, ovviamente. Quindi ci sono tutte la pianificazione che sembra, e l'analisi è assumere, diciamo, collaborare sin dall'inizio con una figura a cui non siete abituati, che è il pianificatore, che vi permette poi di fare delle scelte anche economicamente fattibili e di comprensione delle dinamiche, in questo caso delle produzioni americane o di altre produzioni internazionali. Non presumo di avere la risposta e di avere assolutamente la sfera di cristallo, ma dentro questa pandemia deve raggiungersi un livello di assorbimento di questa crisi in modo che ne vengano fuori nuovi margini di miglioramento come deve essere per tutti gli ambiti delle assicurazioni, della sicurezza sul lavoro, della gestione dei rischi. Quindi fa parte proprio della ISO 45001, il miglioramento come fattore che deve derivare e il raggiungimento di nuovi obiettivi. Forse la parte di avere delle persone che analizzano le cose da un altro punto di vista permette di inquadrare anche meglio che il cambiamento è strutturale, ma in questo cambiamento strutturale si può lavorare insieme per far sì che le produzioni possano realmente possono esserci e si possano girare i film e si possano continuare a girare i documentari. Quindi in primo luogo quello che noi abbiamo cercato di vedere è appunto l'insieme di professionisti che possiamo mettere al servizio, oltre che di servizi che possiamo mettere
avendo sin dalla pre-produzione un contatto con la produzione per capire qual è il budget, quali sono le problematiche, che cosa proprio non si può evitare, che cosa invece si può andare a far collimare tra un piano di norma assolutamente indistruttibile e da non mettere in discussione, al cui interno operativamente agire di concerto per un'operatività più adeguata ai continui cambiamenti di una produzione. Questo è stato il senso, e che poi appunto ho condiviso in questi mesi, dopo il lavoro in questo set, dopo tutta una serie di analisi che ho fatto nell'ambito dei grandi eventi, dopo tutta questa serie di conferme che ho avuto dal mondo aziendale, che sia un'azienda 5 persone o 500, ovviamente il lavoro in un'azienda è sempre standardizzato, ci sono sempre delle figure che possono essere sostituibili, ci sono dei parametri completamente diversi, però l'accortezza nemmeno noi come Conte KQS, oltre che come Impact, perché mi moltiplico, perché a me piace fare tante cose e fare le cose in sintonia con la mia formazione e con le persone, le figure più importanti che possono aiutarmi in questi progetti, è proprio quello di non essere puramente dei tecnici, sono dei consulenti specializzati e adattabili alla grande produzione, come al grande cantiere, come al grande, grandissimo evento. Quindi il problema principale è affrontare mentalmente il cambio strutturale e non andare più dal singolo fornitore, non arrivare più nella sede e dire ah ok, vediamo cosa c'è qui, no, dire ok, almeno per il territorio veneto ci sono delle persone a cui posso fare riferimento, sì, mi devi sistemare, io questo ho di budget, mi puoi fornire all'interno di questo budget che cosa è per forza, che cosa possiamo vedere man mano, che cosa succede se qualcuno si ammala e mi crei tu una rete di protezione, così io mi libero e faccio il lavoro che devo fare, faccio il mio core business, faccio il produttore esecutivo, faccio il tecnico, faccio il regista soprattutto, e che tutto sia delegato o in minima parte delegato dal microservizio al servizio totale. Perché allora è un costo, certamente, come è un costo per la sicurezza sul lavoro, ma allora è un costo che decidi a monte e si decide in che percentuale deve essere. E per conti che si fanno non può superare il 5% del budget. Quindi bisogna trovare una via di mezzo tra la perfezione che non esiste, la perfezione normativa che non esiste, quindi tra una norma e quello che è il lavoro poi da fare concretamente, operativamente, a stretto contatto con la produzione, per far sì che poi la produzione non abbia problemi e soprattutto non debba investire ulteriormente tempo ed energie su qualcosa che lo sta affossando e lo sta affannando. Con questo io ho un linguaggio, sono molto appassionata, io questo progetto me lo sono fatto proprio per analisi mia, per tutta una serie di fattori e ci credo molto. E poi le strade secondo me in questo modo si possono trovare insieme. E dopo Emanuele, il mio amico, medico e consulente con cui condividiamo anche la passione per la ricerca in storia della medicina, ed è un medico del lavoro. E appunto ha avuto anche ruoli come medico competente all'interno di alcune produzioni cinematografiche. E io direi che ho parlato abbastanza. Ti faccio un paio di domande io e invito anche il pubblico, se vuole fare delle domande, a iniziare a prenotarsi. Sì. Allora, tu hai parlato di conoscenza del territorio tra le varie competenze che mettete in campo. Sì. Il vostro modello è anche applicabile altrove, nel senso, così come Nicola Rosada è andato a girare a Roma, Impact potrebbe... Sì, assolutamente, perché comunque Impact, appunto, abbiamo economisti, urbanisti, architetti, storici, io per prima sono una storica anche di tutta, insomma, conosciamo bene
dal punto di vista sia diciamo ambientale, geografico, climatico, strutturale, economico, insomma conosciamo abbastanza bene. Ovvio che in Veneto io mi sono creata tutta una serie di società con cui poi in questo caso laboratori e tecnici, però la Contec opera in tutta Italia, Impact opera in tutta Italia, Emanuele ha fatto il medico competente a Venezia e non è veneziano, come fra poco sentirete dal suo accento. Quindi sì, possiamo affrontare la cosa anche a livello nazionale, con una preparazione ovviamente pregressa di qual è la situazione da affrontare. Ok, e poi no, l'altra cosa, quando tu parli del 5%, parli di spese, 5% per coprire tutti i costi della prevenzione? Beh, bisognerebbe arrivare a quello. Bisognerebbe arrivare a quello. Nicola Poi non parlava di 20%, dico bene? Come? Nicola parlava Ovviamente di 20, se ben capito. dipende da produzione e produzione. Ovviamente. Allora, ovviamente anche là l'obiettivo, la sostenibilità economica di un'azienda dovrebbe prevedere una percentuale, 5% per il Covid, poi ci sono i costi comunque di sicurezza e salute sul lavoro, ci sono altri costi, però diciamo che l'insieme dei costi solo relativamente al Covid non si può pensare di arrivare al 20%, perché sennò il mercato non può più esistere. Questo cosa vuol dire? L'impegno anche dei consulenti, dei tecnici e delle persone che commissioniamo, e sono la prima a dirlo, caro mio, se tu ti prendi 90 euro all'ora, mi dispiace, ma se ti fai una produzione di 10 settimane, stai lavorando e stai facendo una cosa continuativa, l'economia di scala richiede un abbassamento dei prezzi. Questo vuol dire per le forniture, questo vuol dire per tutti i servizi. Per cui è quello che a quello serve la pianificazione, perché decidi a monte i costi. Questo non a detrimento della qualità, ma su un'economia di scala. Perché non mi sono fatta dei budget, ovviamente, mi sono controllata un po' di costi. Ci sono delle cose su cui, se si vuole lavorare in questo comparto, anche noi, che siano i tecnici, che siano i medici, che siano i laboratori, mi sembra giusto, e io investo per prima a dire sì, ma i costi devono cambiare, perché io ti sto dicendo che è una produzione che ci sono queste caratteristiche, che tu ci vai a guadagnare tot e vai a investire tot in un mercato molto importante, perché comunque il territorio, come mi hai detto anche tu Jacopo, io sono backstage, io non ho mai fatto film, io parlo proprio da organizzatrice e pianificatrice logistica, ma quando mi hai detto che sul territorio molte produzioni arrivano e sono, tra virgolette, predatorie, nel senso che non c'è nessun contatto con la realtà, e allora mi riprendo a quello che ha detto Filippo, i fornitori, la filiera trasversale, cioè ci deve essere la possibilità che da questa cosa nasca anche un indotto per il mercato, per il nostro mercato territoriale, e questo significa metterci un po' di più all'inizio, ma metterci tutti di buona lena a lavorare insieme e con costi adeguati e decisi a monte. Questo è secondo me è il fattore più importante da tenere in considerazione se vuoi contenere i costi. Mi chiedo quanto sia fattibile come dire, trovare un punto di congiunzione per quanto riguarda la relazione con i fornitori, i servizi e così via, tra un 5 e un 20% che è quello di cui parlava Nicola, perché... Se già ci abbassassimo al 10 non sarebbe male. No, certo. Io vorrei solo intervenire su una piccola cosa che mi sono dimenticato di dire prima. I costi, rispetto a quello che dice Silvia, giustamente si possono controllare i costi direttamente legati al Covid, però nella produzione di un film poi ci sono tutta un'altra serie di costi che sono ingigantiti dal Covid. Faccio un altro piccolo esempio e poi mi stacco, levo il video. E veniva concesso da questo protocollo americano solo 2 persone per minibus. Quindi potete immaginarvi, mentre il protocollo ANICA ne prevede 4, il protocollo americano ne prevede solo 2. Quindi vi potete immaginare di dover andare dall'albergo al set, avevamo 50 minivan ogni giorno, che era una follia totale. E questo fa sì, cioè normalmente un minivan ne tiene 7. Quindi i costi arrivavano a questo fatidico 20% che ho detto, proprio per l'ingigantimento delle dimensioni. In questo caso però tu hai una norma di qualcuno che ti arriva in un paese
e decide di svolgere le cose in quel paese senza sapere, senza minimamente preoccuparsi di quali sono invece, di qual è la legislazione italiana. Questo no, se ne sono preoccupati, hanno detto che la legislazione italiana per loro non andava bene, quindi se volevamo girare bisognava applicare il loro protocollo. In Silvia, quel caso, è sempre così, però perdonami, anche Anika dopo è andata verso questo protocollo e Federico può confermarlo, cioè Anika a novembre, posso anche trovarlo, ha fatto una nota in cui revisione protocollo sanitario 2 novembre 2020, dove anche Anika stessa chiedeva un protocollo più stringente, quindi la stessa legislatura italiana è andata verso la legislatura americana perché troppi set erano stati interrotti. Certo, allora bisogna capire se quella linea rigida di quel tipo va bene oppure no, e allora lavorare anche con l'Anika, perché l'Università degli Studi di Padova, per esempio, ha con medicina a Padova, all'azienda ospedaliera, hanno promosso, si sono autopromossi come test per un nuovo tampone salivare rapido, che ha dei risultati del 98% di resa, ma l'Università di Padova ha deciso di mettere 10.000 dipendenti ad essere sottoposti a questo test e a questa metodologia. Quindi significa che bisogna trovare un metodo, non che lo trovo io, bisogna trovarlo insieme, ma un metodo che ci sia la rigidità, ma ci sia anche la capacità di capire quali sono le esigenze, perché se no la produzione cinematografica non può avere, non puoi avere, cioè lo puoi avere con gli americani, vabbè, ti tocca lavorare, allora ti prendi il delegato, gli dai più soldi al delegato, tu ti occupi della produzione da un altro punto di vista, i soldi ci sono, vogliono così, pazienza. Però a livello italiano, secondo me, bisogna veramente vedere come stanno le cose e come possono essere cambiate. Io non dico che sia un lavoro breve, ma diventerà parte della nostra vita finché questo virus non diventerà endemico. Si fa tempo a capire, io veramente l'ho fatto da un punto di vista di analisi, esclusivamente di analisi e di proposta di valutare come ci possono essere anche con questo network, l'Italia Renaissance Team, c'è gente del Ministero della Salute, si sta parlando, abbiamo condiviso in questi mesi articoli scientifici e il vaccino, non i vaccini e tutte le problematiche, magari trovare un tavolo di lavoro operativo con l'associazione produttori esecutivi e valutare veramente dove si possono andare a capire dei metodi, delle pianificazioni diverse rispetto a questa rigidità, perché la rigidità viene dalla paura, la rigidità viene dal oddio, è come chiudere i teatri e tenere aperto il bar, quindi è un momento ancora, siamo sempre siamo un po', come si dice, impazziti, no? Siamo un po' delle cellule impazzite, quindi la legislazione tende a chiudere, perché non vuole avere problemi, non vuole avere responsabilità. Allora tu ti devi prendere la responsabilità? Sì, ma fino a che punto? E come si può collimare poi con la realtà operativa quando tu hai tutto lo schema a posto? È veramente così che devi fare tutti i molecolari? Oppure no? Adesso abbiamo appena fornito un preventivo ad un altro produttore esecutivo che ha proposto alla produzione americana, quello o internazionale, no, tedesca, scusatemi. Una cosa che abbiamo detto, uno zoom che abbiamo fatto io ed Emanuele, e sono andati verso la scelta che gli stavamo proponendo noi. Quindi adesso magari farei parlare anche lui, che così vediamo la cosa anche dal punto di vista medico e così si può insomma, completare il quadro. Allora sì, prima di dare la parola a Emanuele segnalo solo, come avrete forse letto, che Francesco Liotard scrive in chat che ha partecipato a un film italiano a Roma di 9 settimane e che il costo previsto per i protocolli era l'8%, il 12% e alla fine è stato dell'8%. Prego Emanuele. Buongiorno. Io sono un medico del lavoro e quindi mi occupo essenzialmente di gestione del rischio. Okay? Il rischio va messo su un asse cartesiano
dove c'è la probabilità che l'evento avvenga e il danno che l'evento produce. Il rischio Covid oggi non è annientabile, è un rischio che va diciamo, preso in considerazione e valutare quanto si intende appunto rischiare. Ok? E alla valutazione del rischio si accosta il costo-beneficio, ovvero quanto che beneficio ho a tenere il rischio sotto una certa asticella o sopra una certa asticella. È logico che una produzione, come si è già detto, ha un rischio di impresa altissimo, perché è un'azienda che si forma e si disfa, diciamo, nell'arco di X settimane, e quindi tutto ciò che porta al rallentamento, a fermare la produzione, aumenta i costi di produzione, aumentando i costi di produzione, quindi c'è un danno. E non solo, allungando i tempi di produzione si ritorna ad aumentare anche il rischio dato dal Covid stesso, che è proporzionale alla durata dell'attività di produzione. E quindi quello che bisogna andare a valutare è questo. Esistono protocolli? Sì. È giusto applicarli? Sì. È giusto però, come in campo medico, ormai dopo la legge Gelli-Bianco è stato introdotto il concetto di linee guida, no? E che l'invito è di applicarli alla lettera. Qualsiasi settore medico si è trovato nella difficoltà ad applicare linee guida al contesto specifico. È impossibile riuscire a rispettare alla lettera una linea guida che è fatta per, diciamo, per prendere una visione d'insieme su una problematica, quando poi bisogna calarsi in una realtà con 1000 variabili, e quindi vige sempre in campo medico il buon senso, okay, che viene valutato anche in sede legale. Quindi il medico del lavoro, un medico di produzione, si trova da una parte a tutelare la salute dei lavoratori, da una parte garantire l'impresa al datore di lavoro. Le due cose, per fortuna, in questo ambito sono un binomio abbastanza ben legato rispetto ad altre realtà dove appunto la salute del lavoratore, se uno si ammala, viene sostituito. Questo è meno diciamo, realizzabile nel mondo della produzione cinematografica. Dall'altra parte si trova a tutelare il datore di lavoro nell'eventualità che si verificano eventi, in questo caso legati al Covid, verso le ASL che rappresentano il Servizio Sanitario Nazionale e quando si parla di medicina del lavoro sono ufficiali di polizia giudiziaria, cioè rappresentano lo Stato. Grazie a Dio i codici Ateco del cinema e in generale il mondo della produzione è stato abbastanza lasciato svincolato da particolari diciamo, richieste da parte dello Stato. E quindi applicare dei protocolli sempre più rigidi che mettono in difficoltà vanno poi questi protocolli applicati guardando cosa l'istituzione che ci viene a giudicare ci viene a richiedere. Ok? Quindi, per esempio, come Silvia accennava, si parlava dei tamponi molecolari. I tamponi molecolari è una scelta delle associazioni di categoria di spingere sui tamponi molecolari, di usare questo mezzo di screening. Però in Veneto, come in Emilia Romagna, che sono le regioni insomma, che frequento di più, anche come igiene pubblica, cioè lavoro per l'igiene pubblica, nelle attività di screening ormai da mesi, se non da tanti mesi, è stato accettato, viene utilizzato per l'attività di screening il tampone antigenico. Allora, perché devo essere, devo impegnarmi in un tampone molecolare che ha
dei costi, dei tempi che ci lasciano delle finestre di incertezza, perché io faccio il tampone per un paio di giorni, almeno un giorno non so che cosa sarà di quella crew screenata, ok? Perché devo crearmi questa incertezza quando lo stesso Stato non applica delle linee di screening più morbide e diciamo adattate alle esigenze di screening. Tutte queste valutazioni, tenete presente anche che i tamponi molecolari hanno la particolarità che come funziona un tampone molecolare? Va a cercare in un campione biologico dei frammenti di RNA del virus. Come li fa riconoscere? Perché li prende con la tecnica di PCR, li amplifica, li rende visibili, amplificandoli con tecniche di ingegneria molecolare. Ok, quando noi andiamo a amplificare un campione, andiamo a perdere il suo valore singolo. Non sappiamo se quel frammento di RNA ci viene da un virus morto, da un virus, perde il significato che serve a noi. Noi serve tenere fuori dal set l'evento Covid. Ok? Un tampone antigenico invece che è più indicativo nel rintracciare le persone affette da virus e in fase di contagio, sono quelle che ci preoccupano. Ci sono persone da allontanare, ci sono persone che sono rimaste positive al tampone molecolare per mesi, ma non perché erano contagiose, perché continuavano ad avere in cavità orofaringea frammenti di virus. Infatti, nelle ultime modifiche dei DPCM si è raggiunto il compromesso dei 21 giorni di far trascorrere 21 giorni dal tampone con almeno gli ultimi 7 giorni asintomatici. Se una persona dopo 21 giorni con queste caratteristiche continua a essere positivo, può tornare tranquillamente alla sua vita quotidiana, perché non può tornare a lavorare. Quindi secondo me va costruito il percorso partendo dalle esigenze e dalla prevenzione del rischio. La prevenzione parte prima del tampone. Il tampone è un anello, però mi è piaciuto moltissimo il discorso di area A, B, C, che suddividere le aree fra 7, extra 7, area filtro. Questi sono accorgimenti che garantiscono la prevenzione del contagio. La grossa probabilità va valutato se gli attori vanno a costituire una comunità chiusa o continuano a essere legati con l'esterno. Se non mi viene una produzione dall'estero e dalla Spagna vengono a Venezia per una produzione di 9 settimane, questi spagnoli con tutta probabilità rimarranno in comunità isolate che non conoscono nessuno e rimangono chiusi fra di loro, avranno pochi contatti con l'esterno. Questo è diverso di una produzione italiana girata nella regione dove arrivano gli attori stessi, che alla sera tornano a casa e mantengono la comunità aperta con l'esterno. Questi scenari vanno valutati prima in pre-produzione, valutati questi scenari e ideate strategie di prevenzione. Ok? Essenzialmente questo è un altro aspetto che ho notato. La grande difficoltà, c'è grande attenzione sulla gestione degli attori principali, della crew, della troupe di regia e degli tecnici addetti al set. L'aspetto che più mi ha messo in difficoltà nella gestione dei tempi e della sicurezza sono state per me le comparse, perché hanno grandi numeri, sono persone che un giorno ci sono, un giorno dopo non ci sei più, non sai nulla di loro prima, non sai nulla di loro dopo. La difficoltà grossa è la gestione dei figuranti, perché non hai la possibilità, di tracciarli come si deve, perché se gli attori principali determini un tempo zero, li tamponi tutti, è una comunità chiusa, la puoi anche screenare una volta a settimana.
questi invece devi avere il tampone più recente possibile prima di farli accedere al set. Ma questo significa che se te li trovi positivi, non hai tempo per rimpiazzare la figurazione. Quindi la gestione delle figurazioni rimane, ed hanno dei numeri elevatissimi rispetto al core del film. E quindi sia come costi che come gestione, secondo me l'aspetto più critico rimane la gestione dei figuranti. Per il resto, in base appunto alle caratteristiche, se sono tutte location all'aperto, location al chiuso, insomma, questo cambia da progetto a progetto, però un protocollo applicativo, diciamo, un piano operativo ritagliato sulle esigenze della produzione, sia di budget, sia di produzione in stessa, è fattibile. E mi taccio. Grazie, ti faccio una domanda tecnico da medico. Cioè, Sì. la domanda non è tecnica, è la risposta che forse spero. No, mi chiedo che impatto avranno secondo te le vaccinazioni in termini di tempo brevi su questi protocolli, nel senso, ovviamente potendolo dimostrare o dichiarare di essere vaccinati. Certo, allora la vaccinazione cioè la vaccinazione della popolazione sta andando avanti per fasce di rischio, ok? Quindi si è partiti dai sanitari, poi scuole, forze dell'ordine, over 85, poi si passerà ai patologici, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, prima che si arrivi a vaccinare le fasce di popolazione senza fattori di rischio, passeranno ancora diversi mesi, si parlerà secondo me dell'estate. Dal punto di vista di, diciamo, cosiddetta immunità di gregge, io sono convinto, devo ancora prendere confidenza con le nuove varianti, che non ho ancora capito effettivamente quanto pesano sull'efficacia o meno del vaccino. Mettendo caso che siano i vaccini efficaci anche le varianti, secondo me si arriverà con questo ritmo all'estate, dove ci sarà una grande copertura delle persone a rischio, diciamo. Rimarranno scoperte la fascia di popolazione senza fattori di rischio, ma fra persone che l'hanno già preso e quindi hanno un'immunità naturale, tra le fasce di lavoro che sono state vaccinate, le persone patologiche vaccinate. Questo dovrebbe creare una decompressione del rischio generico. Nello specifico, per me sul 7 grosso modo rimarrà invariato finché non si arriverà alla loro vaccinazione, che insomma in genere sono tutti giovani e tanti, quindi si arriverà un po' in là purtroppo per voi. Ok, grazie. Allora, siamo puntualissimi, sono le 11:30, sull'ora e mezza di interventi che avevamo previsto. Da parte degli intervenenti c'è la volontà di aggiungere qualcosa? Volevo solo sull'intervento di Emanuele, sui test antigenici, ho veramente una certa esperienza, ne abbiamo fatti tantissimi in questi mesi di tutti i tipi di test, e devo dire che abbiamo trovato che però è solo la mia esperienza, tu magari mi direi diversamente, che con gli antigenici ci possono essere dei problemi. Abbiamo avuto dei negativi con l'antigenico che poi con un molecolare erano positivi. Quindi con l'antigenico hai una percentuale minore di possibilità di sicurezza. Allora, questo succede anche con i molecolari, con una percentuale minore, succede anche con i molecolari. Mi riaggancio al concetto di prima. La valutazione di un possibile caso deve prendere in considerazione essenzialmente, prima dell'aspetto laboratoristico, due aspetti. Gli aspetti clinici, cioè ha dei sintomi, non ha dei sintomi, e il secondo aspetto è il link epidemiologico. È stato a contatto con un caso o non è stato a contatto con un caso. Questo insieme al test, che sia molecolare o che sia antigenico, ci permette di costruire un quadro che mi è capitato proprio, diciamo, in ASL
di ripetere anche nell'incertezza dicendo cavoli, sei stata a contatto, hai dei sintomi, hai un tampone molecolare negativo, te lo faccio rifare. Certe volte si positivizza, certe volte no. Quindi questo rimane anche per un discorso di tempi di incubazione, rimane sempre una finestra di incertezza data dall'incertezza del mezzo tecnico e dai tempi che si danno al mezzo tecnico di rilevare. Nella mia esperienza tutti i tamponi antigenici positivi si sono sempre confermati positivi al molecolare. Questo lo posso, cioè proprio numeriale, questo è l'unico numero che ha la mano. La strategia è sempre quando nei casi dubbi o nei casi di positività antigenica, io comunque il tampone molecolare lo considero di secondo livello, il gold standard, cioè lo usiamo per raggiungere l'obiettivo. Però mi è capitato appunto in questa produzione di una persona sintomatica, tampone antigenico negativo, gli ho fatto fare comunque il tampone molecolare, che si è confermato negativo, però di sicuro rimane qualcosa che ci dà una certezza in più. Però usarlo a tappeto secondo me è un costo veramente importante che si può contenere, specialmente suddividendo anche i componenti della troupe produzione in fasce di rischio. Cioè, capisco fare il tampone molecolare agli attori principali perché sono gli unici effettivamente che lavorano senza DPI, senza rispetto delle distanze, ma tutte le maestranze che sono extra set, intervengono sul set quando non ci sono attori in campo, o anche gli stessi, per dire, perché i stessi parrucchieri o truccatori che nel mondo, fuori dal mondo delle produzioni, lavorano con i loro dispositivi di protezione, non è che fanno chissà, insomma, non hanno particolari problemi né come rischio aggiunto né come ricerca per metodo di tamponi di virus, però se loro hanno la visiera, la mascherina FFP2, secondo me non è così fondamentale investire su tamponi molecolari che hanno un costo doppio se non triplo di altri tipi di tamponi. Ok? Grazie. Ci sono degli altri interventi? Silvia, forse volevi aggiungere qualcosa? Microfono. No, appunto legandomi a quello che dice Emanuele, il discorso prima del buon senso del medico, cioè noi sappiamo tutti, l'ho visto anche con la scuola, mio figlio ha avuto un caso di positività e per fortuna in famiglia lontano, ma c'è stata una serie di cose che ho seguito da sola perché i protocolli della scuola mi impedivano anche di farlo accedere in DAD. Quindi il problema di un tampone positivo passato subito all'ASL è un disastro, cioè non vuol dire fare le cose senza rispettare i protocolli, come ho visto nelle chat. Si rispetta perfettamente il protocollo, però si cerca con buon senso di agire relativamente in sicurezza, ma relativamente alla singola situazione, perché se ogni caso poi viene bloccato tutto non si può, ecco. Quindi proprio il ragionamento è stato fatto su una presenza costante, una consulenza costante, una decisione veloce, costantemente data e costantemente condivisa con la produzione, ecco, questo. Sì, perché tenete conto che i tamponi molecolari sono tutti già, diciamo, i referti dei tamponi molecolari vengono tutti trasmessi in automatico all'ASL e quindi toglie alla produzione qualsiasi possibilità di contact tracing interna, in modo da gestire al meglio il bacino di potenziali contatti. Ok? Se invece noi utilizziamo il tampone molecolare come screening di secondo livello, abbiamo quel giorno 24-48 ore per delimitare l'area di rischio. Quindi mentre mandiamo a fare il soggetto a fare il tampone molecolare, noi abbiamo il tempo di capire chi è stato a contatto col soggetto, chi di questi contatti è stato un contatto efficace, chi quindi è stato realmente esposto, quindi chi di questi va realmente isolato e poi segnalato all'ASL. Se l'ASL ci prende in contropiede, si rischia di
bloccare, cioè di aumentare questo bacino in isolamento più di quanto sia effettivamente necessario. Grazie. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa tra gli intervenenti ancora? Allora, se volete fare delle domande, siamo in perfetto orario, avevamo previsto una chiusura a mezzogiorno meno 20. Dunque c'è Francesco Liottardi di nuovo che scrive, che chiede, credo che sia rivolto a Emanuele questa domanda. Francesco, tu non riesci a parlare, vero? No, perché è in treno, credo che abbia dei problemi nel... ci senti, Francesco? No, sì. Dice, leggo io la domanda perché essendo tu in treno mi sa che hai problemi di connessione. Mi sembra che sia una domanda critica sul tampone rapido. Ho capito la domanda, ho letto, Okay. Se la domanda è quella della chat, l'ho letta. Sì, è quella della chat. Non è, diciamo, su questo io nelle produzioni che ho seguito mi sono sempre abbastanza tutelato. Non ho ancora avuto, adesso sto iniziando a inizio marzo una produzione dove essendoci coinvolti tanti minori, loro hanno accesso alle farmacie, perché non tutti hanno accesso alla farmacia, ci sono dei particolari determinate categorie che possono fare il tampone. Di questi ovviamente non è che l'addetto alla sicurezza sanitaria, diciamo il medico, si basa sulla parola, cioè uno ti viene e ti ho fatto il tampone, mi è negativo, cioè metto agli atti deve produrmi una documentazione. Negli altri film mi è capitato di gente che magari era impegnata in un'altra produzione il giorno prima, aveva appena fatto un tampone magari molecolare, è inutile che e lui mi produce il documento, non mi metto a fare il tampone di nuovo, accetto la documentazione prodotta. Però è sempre una documentazione prodotta, cioè così alla cieca una persona che fa il tampone in farmacia, che sia positivo o negativo, ma che non mi produce niente, per me è come se non l'ha fatta e viene sottoposta a tampone. Vorrei intervenire anch'io su questo. Nelle tipologie di produzioni che faccio io vale esclusivamente fatto il tampone fatto dalla produzione in corso. Non si accettano, perché succede spesso con i tecnici, per esempio in una pubblicità un operatore può essere un giorno il martedì a fare una pubblicità a Milano e il mercoledì venire a Venezia a farne un'altra. Non viene accettato da noi il tampone del giorno prima. Dobbiamo rifarne un altro noi direttamente. Certo, questo rientra nei calcolo del rischio, nel senso la probabilità che uno il giorno prima ha un tampone negativo e il giorno dopo è positivo è bassa. Se la produzione ritiene che il costo-beneficio sia sia vantaggioso, allora la produzione si incarica a spese proprie di fare il tampone a questo soggetto. Se invece la produzione sostiene che questo costo-beneficio non è vantaggioso, si risparmia questo. È una valutazione che spetta ai budget di produzione essenzialmente. Ecco. Faccio una domanda a Nicola Rosada a proposito della bolla, per quanto imperfetta sia. Emanuele ha tirato fuori un argomento, cioè quello dei rapporti con l'esterno, no? Le relazioni con l'esterno che alcuni membri della crew hanno, altri di meno, in particolare quando si tratta di stranieri. Come hai gestito questa parte di... Non l'ho gestita. Emanuele ha perfettamente ragione, nel senso che noi avevamo una mini bolla data dagli americani, tutti dentro lo stesso albergo, ma poi la troupe italiana, che era la maggioranza, era gente che la sera tornava a casa da moglie e figli. Quindi non c'era modo di gestire. Si chiedeva di cercare di essere il più attenti possibili,
ma non c'è modo. L'unico vero tentativo di bolla è stata quella dell'NBA, che li hanno messi tutti a Disney World e da là non si potevano muovere per fare le finali NBA. Se no è veramente... Faccio un altro piccolo esempio. Noi facevamo i test a tutti gli autisti di minibus, a chiunque, però c'è sempre la possibilità, è veramente difficilissimo. Per ciò che riguarda le figurazioni, Emanuele, che ovviamente è il problema più critico, noi avevamo trovato questo escamotage, ma sempre molto, ne avevamo 300 che erano testate 3 volte a settimana e che erano quelle che nelle scene di massa erano nella zona A più vicine al nucleo. Ovviamente era un film contemporaneo, ma se si va in un film in costume con le parrucche e gli abiti che vengono provati ad ognuno, tutto ciò diventa impossibile. Perché questo è sicuramente il problema più grosso, che è quello delle figurazioni. Io avevo anche invitato la principale produzione che ho seguito di mettere le scene di massa alla fine, ultime giornate di produzione, per evitare appunto di far scoppiare focolai. C'è anche un discorso di anche progettazione delle scene in qualche modo. Cioè, se io sposto, faccio un esempio, se ho un film dove c'è una scena con un uso massivo di figurazioni, e a logica quella scena la tengo per ultima, perché quello che succede, però succede, insomma, non mi va a fermare tutta la produzione. Cioè, è un ottimo suggerimento, è un ottimo suggerimento. Così come... Il senso è proprio questo, man mano, cioè dire ok, siamo qui, cosa si può pensare in modo logico e insomma, sono piccole, non sono escamotage, sono delle chiavi di lettura diverse. Come lavorare su 5 giorni lavorativi permette di lasciare 48 ore di riposo agli attori, e le 48 ore sono quelle che le ASL chiedono nel contatrace. Quando vanno a cercare i contatti ti chiedono: con chi sei stato a contatto le 48 ore prima? Se gli attori vengono sottoposti a tampone a lunedì e hanno smesso di lavorare venerdì, la possibilità che siano stati in contatto fra di loro si riduce, perché sono stati 2 giorni dove non sono stati a stretto contatto sul luogo di lavoro. Questi sono, insomma, ci sono delle... però anche questo dipende dalle esigenze di produzione. Se la produzione mi dice: guarda, noi lavoriamo 7 giorni su 7 perché abbiamo dei tempi serrati, dobbiamo finire entro, si pensa a qualcos'altro. Però, insomma, bisogna tutto un attimo modulare in base alle esigenze e al rischio di impresa che si trova davanti. Si può dire che siano in qualche modo cambiate non solo le modalità di organizzazione, ma anche in qualche modo delle modalità di messa in scena in conseguenza della pandemia? O è eccessivo dire... Prego. Sicuramente nelle scene con tante comparse adesso si pensano diversamente queste scene. Faccio un esempio: avevamo una scena che normalmente avremmo fatto con 300 figurazioni nella lobby di un albergo romano e l'abbiamo fatta con 80 figurazioni. E questo cambia tantissimo, perché c'è bisogno del distanziamento, dell'aereazione, del luogo e di tutto quanto. Quindi sì, assolutamente ci sono stati anche dei cambi dal punto di vista della messa in scena di alcune scene. Okay. Allora, Francesco Giottardo mi ha dato un altro messaggio che avete letto tutti, immagino, in chat. Mi spiace che non possa intervenire con le parole, con la tua voce. Mi sembra critico su alcuni interventi. Francesco, non riesci, vero, a intervenire? E sull'applicazione dei protocolli. Nel mentre chiedo, ci sono delle domande? Qualcuno vuole intervenire?
Allora, io se non c'è null'altro da aggiungere, siamo a 12:10, se gli intervenenti non vogliono precisare, aggiungere cose, li rimanderei intanto, in particolare per quanto riguarda l'intervento di Silvia Ferretto, magari all'indirizzo Silvia, se vuoi condividerlo in chat del vostro sito o comunque un tuo contatto, visto che sei l'unica qui dei presenti che offre un servizio alla produzione, quindi magari interessante per i produttori che sono la maggior parte dei partecipanti a questo webinar. Sì, lo sto facendo, perfetto. Ok, quindi insomma penso che possa essere interessante. Jacopo, se sei d'accordo lascerei la mail nostra di CNA, assolutamente, che è cinema@cnaveneto.it. Scrivilo nella chat di tutti. Già fatto. Ah, perfetto. Non lo vedo, ma insomma arriverà. Io lo sto scrivendo. Ok. E Filippo, posso avere anche il tuo numero privatamente, così magari ci sentiamo, perché mi interessa molto il discorso della filiera trasversale. Sì, ti lascio, la mando direttamente solo a te, aspetta. Ah, va bene, io intanto ho lasciato a tutti, contattatemi pure per qualsiasi cosa, quando volete. O vi contatto io in base a delle mail, alle vostre esigenze di produzione e di regia. Perfetto, per questi incontri servono anche a fare un po' di networking, visto che non abbiamo il momento di chiacchiere con il caffè o il bicchiere di vino in mano alla fine del webinar, dobbiamo insomma sfruttare questi momenti come piattaforma di incontro. Perfetto. Io allora, ho mandato la mia personale e poi mi scrivi lì, metti in copia Cinema che arriva a Maura, che in realtà è collegata con noi. Va bene. Una persona di struttura referente sia per comunicazione che per cinema. Sì, anche Emanuele ha lasciato la sua mail, poi ovviamente noi siamo sempre legati, insomma, da tutto ciò che sono i ragionamenti. Emanuele, perché è fin troppo disponibile a rispondere nelle poche ore libere che ha del suo tempo, ma di solito smisto io. Rispondo a tutti, a tarda notte, ma rispondo a tutti. A tarda notte, a volte, la volta che ho chiesto per il protocollo, appunto, come dovevamo mettere in pratica il protocollo all'inizio di questa produzione, mi ha risposto la sera stessa alle 4 di mattina, ma mi ha risposto la sera stessa, con un papiro così, una mail in cui già, senza ancora aver visto il set, aveva un po' chiarito quali erano, secondo, si era studiato un po' la situazione. Allora, intanto ringrazio tutti gli intervenenti per la chiarezza della loro esposizione, devo dire, penso che sia stato molto utile anche per noi, perché poi come Film Commission più elementi abbiamo su come dire, queste pratiche meglio è. E ringrazio tutti i partecipanti. Qualora ci fossero domande, diciamo così, ex post, i contatti degli interventi ci sono, oppure trasmettetele a noi, le gireremo noi agli intervenenti. E da lunedì, tutta la settimana prossima, la Film Commission sarà presente all'IFM, il mercato della Berlinale, che come sapete quest'anno si tiene solo online, quindi io non so quanti di voi saranno accreditati al mercato, comunque sia saremo nello stand virtuale dell'Italian Pavilion, della Film Commission italiana, in generale del comparto cinema italiano. Vi ringrazio tutti e vi saluto e insomma, spero di vedervi al prossimo appuntamento che organizzeremo, e più si va avanti più diciamo che le possibilità di vedersi di persona credo che aumenteranno, spero quantomeno che aumenteranno. Jacopo, grazie a te. Grazie a voi, Grazie. ciao, buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata a tutti.